squadra di un certo tipo, ma anche se portasse diciamo, i migliori non sarebbe a livello della Jugoslavia oppure della Russia oppure della Lituania, però stanno crescendo, ci sono giocatori giovani interessanti. Io credo che di questo numero 10 sentiremo parlare, che ha le stigmate. Satoransky, dunque Tomas Satoransky, classe 91 dal USK di Praga. Recuperiamo il primo pallone, dunque la quarta ultima frazione, amiche ed amici all'ascolto, Rai Sport Più, all'ora di colazione per il basket azzurro che prosegue la sua marcia con la nazionale sperimentale di Charlie Recalcati verso la composizione di quel gruppo che poi ad agosto comincerà il suo percorso di qualificazione ai prossimi campionati europei. Italia è esclusa purtroppo dalla vetrina planetaria dei Giochi Olimpici di Pechino. Attacca la Cechia 1 contro 1, non riusciamo a chiudere fuori ma riusciamo a chiudere sotto. Stoppata molto bene Rullo, molto bene Rullo e poi Cerella. Questa è stata una bella azione, sì. Bravo Rullo sotto e poi bella il passaggio mezzo campo e Cerella ha sfruttato finalmente un contropiede. Il contropiede, parità. 51 Italia, 51 Cechia, un minuto se n'è andato. Però rimaniamo ci impastiamo sui blocchi e subiamo un canestro facile. Lì Kartowski, Rullo, Fantoni, ancora passi di Cinciarini. Partenza senza mano, stesso piede, penalizzata. Cinciarini è uno dei pochi che la usa. Lo fa anche bene di solito. Adesso riusciamo a passare sul blocco, ci riesce Cinciarini. Attenzione perché ne arriverà un altro probabilmente. Eccolo. Stavolta difendiamo decentemente, Franco, teniamo la palla sul lato. Borroni vede un fallo. Sì, probabilmente sì, c'è stata una sberla sulle mani, insomma cose che succedono sotto canestro. Molto aggressivi, i giocatori cechi vengono fuori sui blocchi, qui un po' troppo aggressivi, infatti c'è il fallo su Garri. Facciamo fatica, non riusciamo a esprimere il nostro gioco, una bella finta di Garri e poi la partenza che costringe al fallo difesa. Sembriamo preoccupati di fare i giochi, no? Tanti palleggi, la palla che fa fatica a girare, adesso Fantoni è completamente libero, mette la tripla. Vediamo, battezzato dalla difesa e lui ringrazia, ne mette 3. E sono 14 anche i punti di Tommy Fantoni, bravo, l'Italia torna avanti, 2 minuti e mezzo, 54-53, spazza il ferro Garri e poi va a posizionarsi fra Cerella e la palla e Rullo fino in fondo, Rullo bravissimo, Rullo lo rivediamo mentre Cerella si allargava, Rullo va e conclude. Non è il primo canestro che gli vediamo fare con questa hesitation con la mano sinistra, ci vuole grande tecnica, ci vuole grande tecnica per farlo. Bel canestro davvero. Stavolta il time out lo chiama Jezzik e dunque sentiamo se Recalcati è più soddisfatto di questi primi 3 minuti dei suoi ragazzi. Sopra il tiro libero. Ma non puoi stare qua, devi stare qua, perché se questo si ferma qua, tu ci metti una mano, capito? Lui lo insegue e tu ci metti una mano. Se tu stai qua, lui sull'arresto e tiro prende spazio da te e dal suo avversario. Noi dobbiamo salire, dobbiamo stare un po' più alti quando il vostro uomo è senza palla, non anticipare e rischiare il backdoor. Però su questa circolazione di palla non possiamo stare qua. Una mano su questa circolazione di palla dobbiamo stare qua. Sulla sua bassa se stiamo qua nel momento in cui riceve la palla, e la raccomandazione per difendere uno contro uno, se no dobbiamo accorciare la marcatura e questo ci batte. E stare con l'anello del ferro sopra la testa, quindi un po' bisogna aiutare.
tutto lo staff azzurro al completo, e intanto vediamo se Rullo riesce a perfezionare questo gioco da 3 punti dopo aver segnato. Ha parlato anche Pieric, si è aggiunto in settimana, porte girevoli in azzurro. Sliding doors, ti può cambiare la vita. Vediamo intanto se porta più 4 l'Italia. Lo fa, 3 punti in fila dopo la tripla di Fantoni di Italia 57, Cecchia 53. È il momento migliore dopo una decina di minuti con pochi chiari e molti scuri. Fuori la palla di Kraus, che giocano con qualche problema nella circolazione di palla e arrivano però a una soluzione in avvicinamento che non riusciamo ad evitare. Pospisil ha questa capacità di usare il corpo vicino a canestro molto bene, ha messo un bel canestro. Palla buttata da Rullo nel cesto della spazzatura, però la recupera ancora Cerella con un tocco e va a segnare. Al lavoro Mimmo Cacciuni, ufficio stampa della federazione, che abbiamo detto, ribadiamo, segue questo gruppo azzurro come una chioccia. Qui attenzione perché cerchiamo di recuperare la palla a terra, ci si mette un po' di determinazione in più. Guarda, ha fatto una bellissima cosa Cerella, ancora una volta è andato a lottare, a toccare la palla e poi si tuffa Cinciarini con grande coraggio. Bisogna dire che magari non hanno fatto una partita straordinaria, ragazzi, dal punto di vista tecnico, però quando vedi questa voglia di lottare, di giocare una partita amichevole, tanto di cappello. Qui c'è un clinic di Recalcati a Begnis. Chi l'avrà vinta? Begnis, perché è il fischietto. Tanto il team manager ha esordito con questo lavoro dall'Abruzzo fino a qui a Treviglio, Petrazzini, e qui guardate un'autostrada e c'è anche il tap-in finale incredibile ma vero, siamo riusciti deve lavorare tanto questo. Rullo deve lavorare sulla posizione difensiva, è in potenza un ottimo giocatore perché ha tecnica, visione di gioco, però in difesa qui deve lavorarci tanto, lo può fare con tranquillità e umiltà. Butterbeck in versione calciatore con un bel 49 abbondante, altri 24 secondi per il nostro attacco. Cerella è andato a tagliare sul lato debole mentre Rullo gioca con il blocco di Garri, un tiraccio di Fantoni che ci ha riprovato. Sì, l'idea era buona, però gli è partita la palla strana, con una rotazione strana che è andata a infrangersi sul tabellone. 59 per chi difende, 57 per chi attacca. Italia in difesa, sopra di 2, 5:30 al termine di questa partita per il trofeo Solidarietà a Treviglio. Adesso c'è la sguarnita alla linea di fondo, infatti si gira di lì Pospisil, fortunatamente per noi sbaglia, abbiamo la possibilità di andarcene in contropiede. Se ne va il russo e subisce fallo, cincia in lunetta. Un po' di sano egoismo qui, secondo me ha fatto bene andare solo, perché quando arrivi lì un passaggio può essere, vedi quei passaggi corti spesso ti portano a una palla deviata, a una palla persa, e avrà 2 liberi. Time out Italia, allora andiamo a sentire Recalcati, mentre Begnis sembra riportare alcune impressioni ai colleghi Borroni e Longhi di quella chiacchierata con Recalcati, ma sentiamolo il CT. Su delle situazioni di non aggredirlo questo, comunque sulle situazioni di pericolo abbiamo 0 falli, non rischiamo che arrivano fino a sotto per un tiro, per uno scarico. Siamo battuti un fallo sulla palla, cercando la palla, non antisportivo, lo possiamo fare, li dobbiamo gestire, non dobbiamo pensare di fare i 4 falli per contrastare il tiro. Noi dobbiamo fare i primi 4 falli su situazioni dove non vanno in lunetta e ci servono proprio per salvare le situazioni di emergenza. Adesso abbiamo Gigi al posto di Luca, Gigi prende il 14, esatto, attenzione ai tiri da 3. Interessante questa scelta di Recalcati, di mettere da Tome, che è molto rapido, su Butterbeck che ha tirato bene da lunga distanza, intanto
Quadrato ci fa piacere rivederlo in forma, è davvero un personaggio importante per questo gruppo, la sua creatura, la nazionale italiana, e dopo un periodo veramente delicato che ha saputo superare con la forza che tutti gli conosciamo, è di nuovo in prima linea. Vai Alberto. 1-0 su 2, pesante questo. Dovevamo andare sul +4, adesso i nostri avversari hanno la palla del pareggio o del vantaggio in mano. Buon movimento senza palla di Likartowski, e poi va Likartowski, ha un cognome che si muove benissimo senza palla, sì. Si fa trovare in ogni settore del campo con tagli improvvisi, è quasi un nero, come per la fluidità del suo movimento, è quasi molto armonioso, e poi ha anche delle buone mani, quindi è un buon giocatore, fondamentali, interessanti. La rimessa in gioco del pallone per l'Italia sul lato destro, 59-57, abbiamo... Guarda, la ruba anche, poca convinzione, bravo Likartowski, ancora lui. Qui gli tocca la palla da dietro Cinciarini, e poi c'è un pallone buttato via dall'Italia. Molti errori al tiro, molti errori nelle conclusioni, molti errori anche per precipitazione. Tra tutti e due non so chi le fa peggio in questo momento, però siamo lì, 59 pari, punteggio basso. Sta per rientrare Antonutti, è pronto sul cubo, chiamato da Recalcati per il cambio. Ancora Likartowski, la palla sul lato, altro errore al tiro, e poi Rullo con calma, senza fretta, costruire, girare la palla, si butta dentro Rullo, ancora canestro e fallo, bravo, uso della mano sinistra. Gli piace molto andare a sinistra, ancora stesso movimento con cui li abbiamo visto fare il gioco da 3 punti qualche minuto fa. Ci riprova e c'è il quinto fallo, dunque l'uscita del ceco Vutrubek non è d'accordo affatto. Stanislav Vutrubek ha dato una manata, però è arrivato in aiuto e ha allungato la mano. Chiude la sua partita a 4 minuti e 6 secondi, mentre Rullo cerca il secondo gioco da 3 punti della sua partita, non lo trova. Liberi molto deficitari in quest'ultima parte. Addirittura tentano di farci un alley-oop, ci addormentiamo, perdiamo questo rimbalzo che avevamo nelle mani e ci costa caro, perché andiamo a commettere fallo. Fallo di Datome, ed è un altro possesso per i nostri avversari. 3:43 al termine, Italia 61, Cechia 59. Rimessa in attacco con 24 secondi, dunque possono giocare con calma questo possesso i nostri avversari, dopo aver provveduto ad asciugare il parquet. Si gioca. Lucas Kraus, un bel arresto e tiro, sbagliato, ma ci concediamo un altro rimbalzo in attacco. Adesso la facilità di passaggio anche di Likartowski, le mani che ha sono velocissime. È un giocatore interessante. 3:20. Che rischi di perdere palla, e poi alla fine la regaliamo. Che perderla. E qui però anche Likartowski forse presume troppo e pretende troppo. Sì, qui stava già guardando il passaggio invece di palleggiare. Sono bello, quanto sono bello. Sono bello, ho un bel taglio di capelli, la passo bene, però adesso faccio sfondamento. Può capitare. Cambio per Cinciarini, rientra Matteo Formenti. 61-59, il punteggio è fermo lì, passato un minuto. Ancora Rullo con il palleggio. Ecco, andiamo sul lato debole, una discreta circolazione di palla, però adesso bisogna cercare una soluzione.
rimbalzo per i nostri avversari e ancora ci addormentiamo in difesa e subiamo con la penetrazione. Non possiamo lasciare andare Marek così, è già la terza quarta volta che va dentro, vedi Rullo gli sta di fianco, ma lì deve arrivare un aiuto, a parte che devi cercare di prendere il giocatore e stare di fronte a lui, e come ho detto questo secondo me è un problema che ha Rullo e su cui deve lavorare, perché sennò a livello internazionale ti passano da parte a parte. Troppi errori in questa fase per l'Italia, che si fa riavvicinare e ora può addirittura impattare la Cechia con David Marek. NCAA per lui da Southern Utah. Qui attenzione, il pareggio arriva 6-1, Rullo supera la linea mediana del campo, cambia lato Antonutti, ancora Rullo, giriamo male, sempre troppo lentamente la palla. Rullo ci prova da fuori, niente da fare. L'ultimo tocco, dice Borroni, è di... Sembra che giochiamo con un po' di sufficienza in attacco, senza la grinta, intanto lì sotto un po' di colpi proibiti ci sono. Datome ultimo a toccare. Guardate l'inquadratura che ci offre il nostro cameraman, che sta praticamente giocando con i 10 sul parquet, bravissimo. Bravo Gambuti che segue dal vivo. Mi piace molto quella ripresa. Qui Datome fa il suo lavoro, prende il rimbalzo, eccolo lì inquadrato il nostro cameraman, è in campo anche lui, e senza carrello, tutto a mano. No, la buttiamo ancora via, incredibile, non la buttiamo via così, non si parlano, occorre che si parlino un po' di più. Guarda, 1,48 alla fine, punteggio pari, devi fare le cose facili. Infatti esce Rullo che pure 1 contro 1 era andato bene, però nella gestione della squadra in difesa deve lavorare, arriverà perché ha le capacità. Gli fa bene anche sbattersi il naso ogni tanto. Quando sei giovane è meglio sbatterlo adesso che più avanti. Comunque continua a crescere, questo è sicuro. È un giocatore molto molto interessante, l'anno a Imola gli ha fatto bene, con ogni probabilità tornerà alla Benetton, da vedere il minutaggio che avrà, ma è un giocatore, ecco, se non lavoriamo su questi possiamo lasciare perdere. 1 minuto e 37 secondi, gioco fermo. Palla recuperata sul buon lavoro di Formenti. Cambio Fantoni. Applausi. 61 pari, adesso 1,36 alla fine, momento di stringere, perché anche se è una partita diciamo non ufficiale ma amichevole, Fantoni comunque 14 punti, 2 su 3 da 2, 2 su 4 nelle triple, 4 su 7 totale in azione, 4 anche i tiri liberi. Attenzione, Antonutti sul ferro, c'è fallo di Garri. Viene chiamata la spinta, non so quanto ci possa essere, perché era stato scavalcato dal rimbalzo il giocatore ceco. Comunque il fatto è che ci costa il possesso. Si gioca tutto nell'ultimo minuto, dunque 61 pari, 1,17 dal palafacchetti di Treviglio, con la palla in mano alla Cechia che attacca da sinistra verso destra in tenuta bianca. Qui c'è l'infrazione di passi, hanno tenuto bene l'1 contro 1 e quando c'è la pressione giusta, qui non è d'accordo su come è stato giocato questo pallone. Sì, probabilmente sì, Kraus non si è arrabbiato tanto per la chiamata. No, ma col compagno esatto. Probabilmente non si aspettava pallone sul lato in quel momento, non era quello che probabilmente si erano detti. L'abbiamo buttata via di nuovo. E la perdiamo, c'è contropiede, è troppo facile andare a segno per David Marek, dunque 6-3, 63 a 61. La sbagliamo, c'è tiro lungo da Tome. Sì, finisce fuori campo Antonutti. Il fallo di Marek, guarda, che abbraccia e si vuole portare a casa Garri. Era rimasto dietro, ha tagliato fuori il piccolo Marek. Però intanto la Repubblica Ceca è avanti di 2 a 42 secondi.
sbaglia. 2 su 3 per lui nel momento più delicato della partita. 3 su 4. Difesa allungata, non abbiamo altra scelta, ma non dobbiamo commettere falli che possono mandare in lunetta ai nostri avversari. 35 secondi. Un punto di vantaggio, Cecchia, palla in mano. Difesa di Garri, il tocco dietro, non c'è fallo, ma la palla rimane per la tripla che qui veramente può essere decisiva. Englitschke, Pavel Englitschke, una tripla per il giocatore del Groningen. Attenzione, giriamo stavolta sì bene la palla, e vedete che quando la palla gira la difesa è costretta a lavorare. Vedete che come arriva ad Antonutti è completamente libero, smarcato, mette il tiro dall'angolo. 65-66. Sentiamo l'ultimo time out di Recalcati. Attenzione. Dobbiamo lavorare forte e fare spendere subito un fallo. Dobbiamo spendere 2 consecutivi. Va bene, facciamo fallo però sulla ricezione, non sull'uomo senza palla, perché se facciamo fallo sull'uomo senza palla ci danno antisportivo. Quindi dobbiamo essere vicini sulla ricezione. Questo è molto subito, importante quello che ha detto Recalcati. appena prende la palla fare subito fallo. E poi dopo lo ripetiamo sulla rimessa successiva. Questa è la regola, se fai fallo senza cercare di giocare la palla, 90 su 100 ti danno antisportivo. Non siamo ancora in bonus, quindi dobbiamo fare fallo per cercare poi di mandare i nostri avversari in lunetta. Situazione tattica molto difficile. Scherza Antonutti, dice ci vuoi far perdere la partita, fai tirare 2 tiri liberi a Garri. Vabbè. E allora vediamo l'ultimo possesso. Fallo sulla ricezione, dovrebbe ancora una rimessa per i nostri avversari. Fatto bene, il fallo è stato fatto nel modo giusto, cercando di anticipare. Italia 3 punti Cinciarini, Antonutti 6, Fulz, nessun punto Formenti, 8 punti Garri, 14 da Tome e Fantoni. Attenzione, antisportivo, no. La decisione di Borroni. L'ha appena toccato con la mano mentre passava. Adesso questo mi sembra veramente eccessivo. Un sorriso ironico di Recalcati. Sono cose che si vedono 200 volte in una partita, queste. Rientra Cerella fuori da Tome. Vabbè, partita virtualmente chiusa ormai, insomma, adesso andranno in lunetta e poi avranno ancora una rimessa. Italia chiude con 9 su 27 da 3, 11 su 28 da 2, 16 su 28 ai liberi, 57% è davvero pesante. Al di là del fatto che si vinca o si perda questa partita, sicuramente le nostre prestazioni balistiche sono rivedibili. Quest'ultima chiamata, ti dico, non è questione di essere tifosi delle azzurre o no, anche perché non è una competizione internazionale. C'è un po' dell'incredibile. Sì, è abbastanza azzardata questa chiamata. Vi arriva un altro fallo, dunque 8 secondi. Dall'altra parte sottolineiamo i 10 punti di Pospisil e Marek, gli 11 punti di Likartovski, che è il miglior realizzatore della squadra ceca, poi 7 Lukas Kraus, 9 Pavel Englitschke con la tripla che ha messo praticamente fine alla partita, perché ha dato il vantaggio decisivo, forse ormai spiccioli. Se mette questo è finita, vediamo, e così è, più 4, 9 secondi. Fantoni 4 su 7 in azione, da Tome 4 su 8. Sentiamo Recalcati. Lavoriamo in 4.
questi che vanno qua, poi dopo andiamo forte con il palleggio e ci spaziamo o per una penetrazione o per prendere uno scarico, probabilmente farò fallo, è possibile che facciano fallo, va bene? Devo vedere quella che probabilmente sarà l'ultima azione, ovviamente non conviene, non penso che convenga fare un fallo alla Repubblica Ceca. Alla fine 39 rimbalzi per la Cechia, 36 per l'Italia, ultimo tiro Formenti, non va, 6 secondi, è finita. È finita dunque giudizio Marco Bonamico su questo confronto, è la seconda sconfitta dopo quella a Rosetto degli Abruzzi nella finale del torneo internazionale in Abruzzo per l'Italia, seconda sconfitta che arriva dopo 40 minuti non giocati bene. No, a tratti abbiamo giocato una discreta pallacanestro, abbiamo tirato male, questo sì, alcuni problemi nell'attacco alla zona, non abbiamo tenuto l'uno contro uno in difesa, questo è stato un problema, abbiamo subito spesso troppe penetrazioni piccoli e tiri da fuori di conseguenza sugli scarichi. Teniamo presente che abbiamo giocato contro una buona squadra, la Repubblica Ceca è una squadra fatta da giocatori con grandi doti atletiche e anche discreta tecnica individuale. Vediamo il 6 su 13 da fuori, da 3, con cui la Repubblica Ceca ci ha messo in difficoltà. Le nostre percentuali, come vedete, pur avendo avuto più possessi, non sono esaltanti. E con questo è tutto, appuntamento domani alle 13, altro test per l'Italia e dunque a tutti l'augurio della più cordiale buona giornata da Rai Sport+, buona continuazione con i nostri programmi.